Paolo Baretta, sottosegretario. Abbiamo discusso e parlato di riforme istituzionali, soprattutto abbiamo parlato di città metropolitana. Ci siamo confrontati con le categorie, le realtà operative del nostro territorio in un incontro molto interessante. Settimana scorsa abbiamo fatto un incontro molto importante sul turismo. Come avete capito anche dalle proposte che sono emerse in quella riunione, il Partito Democratico punta molto sullo sviluppo, sulle potenzialità, sulla crescita, sul ruolo che il turismo può giocare nella nostra regione. Si diceva con uno slogan: il turismo non decentra, non va via dal nostro territorio, un patrimonio che resta, e quindi è uno dei settori sicuramente di primo livello su cui la Regione Veneto, in modo particolare, essendo la prima regione d'Italia nel comparto turistico, deve puntare. Oggi abbiamo la possibilità di un incontro con Alessandra Moretti, europarlamentare, è venuta qua da noi in campagna elettorale, ha partecipato a degli incontri diciamo, dove ha avuto modo di conoscere e di dialogare, ecco, sia con i cittadini ma anche con imprese, gli operatori economici della nostra città. Ritorna dopo straordinario, possiamo dirlo, risultato preferenze, 240.000 preferenze, credo uno dei risultati più importanti e straordinari di consenso e di disponibilità dei cittadini del nord-est e del nostro territorio a sostenerla. E un insediamento di rinnovamento, una donna impegnata in politica, un amministratore, una mamma, visto che ha portato oggi i suoi dei bambini. Passerà tra l'altro Alessandra la giornata qua a Chioggia, segno anche di un rapporto di amicizia con il nostro territorio, perché subito dopo la campagna elettorale delle europee si è presa da qualche giorno e ha deciso proprio di passarlo qua nella nostra località, segno evidente che Sottomarina, il nostro territorio, è un territorio diciamo che va in empatia, in sintonia con lei, e quindi sicuramente questo è un elemento molto importante. Tanti vicentini, lei è vicentina, quindi tanti vicentini vengono nella nostra spiaggia, e quindi questo è un ulteriore elemento anche di legame, di rapporto con il nostro territorio. Naturalmente, quando avevamo ipotizzato di organizzare questo incontro, si ventilava l'ipotesi di una discesa in campo da parte di Alessandra nella campagna elettorale delle prossime regionali. Voi sapete che a primavera si vota per il rinnovo del Consiglio regionale, dei gruppi dirigenti regionali, quindi sempre di più si sta lavorando per costruire un progetto politico di alternativa a questi 20 anni di governo di Galan-Zaia, e quindi l'idea che tanti di noi, io sono stato uno dei primi subito dopo le elezioni europee, con il grande risultato di preferenze che Alessandra ha avuto, di pensare che abbiamo bisogno di una leadership forte, autorevole, spendibile, in grado di avere un progetto politico di cambiamento per la nostra regione, di rilancio della nostra regione. Ieri Alessandro in un'intervista diceva: il Veneto è isolato, l'asse Galan-Zaia ha portato all'isolamento la nostra regione. Invece la nostra regione è uno dei motori trainanti dell'economia, della società, non solo nazionale, ma direi che il Veneto può giocare un ruolo importante in un scenario europeo. Ecco, quando abbiamo ipotizzato l'incontro, di parlare del rapporto Veneto-Europa. Veneto-Europa per quanto l'Europa può dare a questa nostra regione, quanto il Veneto può contribuire a costruire degli asseti straordinari. Io sto pensando al Veneto, tutto il tema della logistica. Credo che siamo una delle realtà più straordinarie, non solo a livello nazionale, ma a livello europeo,
Ecco, e quindi queste grandi potenzialità che si devono incrociare con le scelte strategiche che devono essere messe in campo su scala veneta. Quindi c'è una sfida importante che sta venendo avanti. Ieri il nostro partito ha deciso di andare alle primarie. C'era Albino Sammago, che presento, giornalista del Mattino, fine conoscitore delle vicende politiche e sociali della nostra regione, era presente, partecipato alla conferenza stampa, dove il partito ha deciso di andare alle elezioni primarie il 14 di dicembre. Deve essere una grande occasione di confronto, di dialogo, di rapporto con i cittadini veneti, non deve essere un'operazione tutta chiusa all'interno del Partito Democratico, ma dobbiamo costruire le condizioni di affinare il progetto politico, di affinare anche gli elementi di apertura alla società civile e politica del Veneto, che ha voglia di cambiare dopo 20 anni di questo governo. E quindi il 14 si faranno le primarie, sono stati fissati i criteri, sono criteri che permetteranno non solo all'interno del Partito Democratico, ma anche alla coalizione aperta. Ieri si è parlato di progetto aperto, di cantiere aperto, abbiamo presentato una ventina di punti di riferimento di progetto politico, ma che sono aperti al dibattito e al lavoro che Alessandra, se deciderà di esserci fino in fondo in questa sfida, dovrà implementare, allargare, definire in modo più puntuale, parlando con tutta la società veneta, parlando con il mondo economico, ma anche con il mondo sociale, cittadini, le donne di questo territorio, le associazioni di volontariato, le categorie più disparate della nostra società. Quindi sarà una sfida sicuramente di primo livello, e per questo credo che l'incontro di questa mattina a Chioggia, spero gli porti fortuna ad Alessandra. Credo che anche il lavoro che è stato fatto qua a Chioggia sia stato un lavoro importante quando c'è stato il lancio rispetto alle elezioni europee. Dobbiamo costruire un gruppo dirigente attorno a una leadership e avere un progetto che sia di facile lettura ai veneti. Ecco, evitiamo di fare programmi che sono di 200 pagine che magari nessuno legge, ma definiamo in modo puntuale quali sono i punti che caratterizzano e possono dare il segno di una politica di cambiamento, di rilancio, di nuovo entusiasmo anche. La politica della paura, della chiusura del Veneto rispetto a ciò che sta avvenendo, anche su vicende complesse come quella dell'immigrazione. Per esempio, io sono dell'idea che noi dobbiamo essere una regione accogliente, ma chi viene nel Veneto deve rispettare le leggi. Non è che questa materia deve essere materia solo della Lega, è materia nostra, e credo che questo sarà uno dei punti aggiuntivi, io dico, che implementeremo, Alessandra, nel dibattito, nel lavoro che faremo nei prossimi mesi. Naturalmente bisogna cambiare rispetto ai grandi temi che hanno reso opaca, io uso questo termine, opaca la gestione politico ed economica di questa regione. Voglio ricordare che a volte anche le vicende che abbiamo registrato, ahimè pesanti, sui temi della moralità e quant'altro, spesso questi elementi avvengono laddove non ci sono norme semplici e chiare, dove ci sono gli indirizzi chiari da dare agli operatori. Quando l'operatore è costretto 100 volte a passare, a bussare alla porta del funzionario o del politico di turno, è evidente che possono nascere in quel contesto elementi di distorsione dei rapporti tra cittadini, imprese e pubblica amministrazione. Il fatto che non abbiamo fatto da anni, non abbiamo il piano delle case, non abbiamo il piano dei rifiuti, non abbiamo il piano energetico del Veneto, ecco, queste sono le cose a cui Zaia, l'asse Galan-Zaia devono rispondere rispetto alle difficoltà anche che le nostre imprese e i nostri cittadini hanno in questa fase. Ecco, come vedete, la sfida è importante avere entusiasmo in questa
in questo lavoro che faremo nei prossimi mesi, dare per certo che il ruolo del partito su scala nazionale, l'effetto Renzi, l'effetto di un partito che si rinnova e che sta facendo delle battaglie straordinarie con la complessità anche delle questioni che pone, credo sia un elemento importante che va portato anche nell'azione politica della nostra regione. Quindi se c'è la spinta del partito a livello nazionale, se abbiamo una leadership forte che uscirà dalle primarie del 14 di dicembre, se avremo un progetto credibile, io credo che la partita sia fortemente giocabile nelle nostre corde, e naturalmente il vostro ruolo, la partecipazione poi dei cittadini, dei militanti, dei movimenti organizzati diventa straordinario e strategico. Ecco, io lascerei così a questo punto la parola a Domenico per magari introdurre e farlo lavorare con sagacia e puntualità nel suo lavoro di giornalista. Grazie. Bene, grazie a Piotto e grazie a tutti voi per essere qui. Per noi Sottomarina è la spiaggia del piano di Panorama. È uno dei luoghi per l'azione del cuore che si arriva durante il weekend, che è una classica che si importa, ed è uno di quei simboli del grande benessere che veramente la regione ha conquistato dal dopoguerra, quando eravamo una terra di giganti con la pellagra e sono riusciti in realtà nel giro di un paio di generazioni a diventare uno dei porti più ricchi e di storia, di cultura di tradizione e anche di benessere. Ora il problema è proprio questo, riuscire a mantenere intatti questi stati di attività e garantire un futuro direi alle generazioni e ai figli. Io vorrei partire dall'attività di europarlamentare per essere ancora di per tentare di capire una questione che mi sembra assai decisiva. Allora, lei è stata eletta appunto un attimo fa nell'Europarlamento il 230.000 voti. La nuova legislatura si è aperta con il semestre del Presidente italiano di Governo. Matteo Renzi ha fatto un discorso passato 2 anni con uno dei riferimenti di cultura e storia, per esempio ai figli che devono meritare l'unità. Ecco, però mi pare purtroppo che la musica non sia cambiata, lo dico con certa amarezza, nel senso che a decidere ancora il destino dell'Unione Europea resta, secondo me, nazionale, non è ancora la regina assoluta della politica europea. Stiamo assistendo in questi giorni a scontri importanti tra il governatore Draghi e la BCE e il gruppo tedesco sulle politiche monetarie di intervento che sono decisive per il piano. Lei pensa che ci siano le condizioni per arrivare a una volta, oppure più rigore tecnico, il porto e le norme che finirà per importare in questi 2 mesi, 3 mesi di esperienza che idea si è fatta? Tanto grazie. Grazie intanto dell'accoglienza e dell'opportunità. L'impatto con l'Europa è stato un impatto abbastanza forte, nel senso che così come me l'avevano descritta, io mi sono confrontata sin da subito con la complessità di una macchina burocratica gigantesca. Se il Parlamento italiano era difficile da approcciare, ma in 4 o 5 mesi di lavoro duro riuscivi a orientarti in quei corridoi, nelle stanze, negli uffici, l'Europa è molto più difficile per la grandezza, per la complessità, per il numero di paesi che fanno parte, per i politici e per la burocrazia che si è costruita, che si è alimentata. Io credo che il risultato che noi abbiamo ottenuto alle elezioni europee, e quindi essendo noi come Partito Democratico il primo gruppo in termini numerici della famiglia dei socialisti democratici, il fatto che Juncker è stato eletto, votato anche da noi, su delle condizioni e ha delle condizioni ben precise
cioè quelle che Matteo Renzi gli ha imposto, cioè una politica economica monetaria che cambiasse orientamento, che non fosse più legata strettamente ai vincoli, ai bilanci e a quella idea di austerità che l'aveva caratterizzata, ma che puntasse agli investimenti. Quei 300 miliardi che Juncker si è impegnato a mettere sul tavolo dei paesi europei e quella disponibilità a considerare in termini più flessibili, ecco, le politiche economiche dei paesi che dimostrassero di impegnarsi per delle riforme e con delle riforme strutturali, beh, io credo che questi siano i primi elementi fondamentali per un cambio di passo anche in Europa. Anche se questa battaglia, questo confronto, e lo leggiamo ogni giorno sui giornali, è pesantissimo e acceso, ma la stessa Germania sta subendo un freno, cioè non è solo l'Italia che ha difficoltà economiche e sociali. La stessa Germania che in passato affrontò con le riforme strutturali che oggi noi stiamo affrontando. Schröder è stato un grande condottiero della Germania, facendo delle riforme pesantissime, dolorosissime, molto faticose, però portando la Germania ai livelli che oggi. Se la Germania ha l'autorevolezza e la credibilità nei confronti dei paesi europei è perché se ne tornano. Noi stiamo facendo quel percorso per essere credibili e autorevoli e ce la stiamo facendo, ce la stiamo mettendo tutta. Non a caso la manovra economica da pochi giorni presentata è una manovra economica in cui noi diciamo più flessibilità nell'ambito delle regole, poi ovviamente centrale. Per cui per rispondere con una battuta alla tua domanda dico sì, io credo che c'è la possibilità concreta di cambiare. Noi stiamo come delegazione italiana ponendo alcuni paletti, cioè questi 300 miliardi di euro, per esempio, verranno assegnati solo sulla base di quegli indicatori economici che riguardano i bilanci, oppure tra quegli indicatori vogliamo farci rientrare anche il tasso di disoccupazione, il livello di povertà, gli sforzi che i paesi stanno facendo per recuperare? Beh, io penso che siano indicatori che vanno inseriti, non possiamo più limitarci ai numeri. L'Europa deve ritornare ad essere un'Europa che guarda i paesi comunitari con uno sguardo e una considerazione diversa. Io penso che il nostro governo stia dando da questo punto di vista dei segnali ambientali. Speriamo che quello sia così. Come diceva lei, per rispettare i ritmi di bilanci imposti dal Governo europeo, il governo ha dato una legge di stabilità, di dati nel sangue e per le riforme. E quindi se non ci fosse l'obbligo di tutti i tecnici, il popolo della Bicicletta, il Fondo Monetario e ovviamente la Commissione dell'Europa in Italia, non sarebbe condannato alla gola a non rifinanziare. Devo registrare che in prima fila per questo si fa la vacanza sempre per Marina, che sa benissimo che è presidente della conferenza delle regioni, sindaco di Torino, un altissimo esponente del PD renziano convinto. Allora, come la mettiamo? Lei ha difeso di fare dichiarazioni pubbliche con coraggio la manovra che parla di taglio di sprechi. Ma dove sono gli sprechi? Riesce a individuare, tanto per essere concreto, il Veneto non ha l'editoria forestali come Sicilia. E con questo non voglio fare assolutamente professione di politismo, però mi pare che questo sia un dato di quest'anno e quindi io ho l'impressione che la manovra deve essere vita, tra il Campanino e Renzi, quindi credo che sia applica. Ma io mi auspico innanzitutto che tutti facciano la propria parte, perché io ho imparato che prima faccio i compiti a casa e poi mi lamento. E fare i compiti a casa è un esercizio difficile quando appunto i bilanci sono dei bilanci grandi. Però prima di lamentarsi, io sono abituata a guardare in casa mia, se noi pretendiamo sempre dagli altri qualcosa in più e non siamo mai capaci di fare un'analisi critica anche guardando in casa nostra, beh, io credo che non facciamo un buon servizio alla nostra comunità. E mi spiego. Questa manovra economica per la prima volta
taglia in maniera considerevole le tasse. Per la prima volta un governo ha il coraggio di tagliare l'IRAP, che è la tassa più odiosa per gli imprenditori. Per la prima volta un governo dice alle imprese: se assume a tempo indeterminato, io per i primi 3 anni non ti faccio pagare le tasse sul lavoro. Per la prima volta un governo dice ai comuni: guardate che noi andiamo verso la fine del patto di stabilità e i comuni virtuosi potranno spendere finalmente le risorse che hanno virtuosamente messo da parte, le potranno spendere per alimentare l'economia dei territori, per mettere a posto le scuole, gli ospedali, mettere in sicurezza il proprio territorio dal punto di vista idrogeologico. Per la prima volta noi facciamo un'operazione di questo tipo. Rimettiamo in tasca agli italiani in maniera strutturale soldi, 80 euro, e li rendiamo strutturali. Ma che prezzo? Non certo che ci deve essere un prezzo. Ogni manovra non è costruzione. Aumentiamo il deficit da 2,9, significa che andiamo a risparmiare circa 12 miliardi, chiedendo all'Europa più flessibilità nell'ambito delle regole. E poi, per la prima volta, dopo aver fatto fare studi su studi sulla spending review, abbiamo il coraggio di applicare la spending review, perché tutti i governi della storia, da Berlusconi a Monti, hanno fatto grandi studi di spending review. Poi però nessuno ha avuto il coraggio di dire: quegli studi noi li mettiamo in atto, perché cosa serve studiare se dopo non faccio quello che mi chiedono. Cottarelli fa un'analisi e dice: guardate ragazzi, qua ci sono sprechi ovunque, dove? Nei ministeri e negli enti locali. Ci sono. Renzi dice: bene, per tagliare le tasse e rendere strutturali gli 80 euro, io vado lì a pescare, ma non attraverso dei tagli lineari, vado a pescare attraverso dei tagli che vadano a colpire le inefficienze, le sacche di improduttività. E veniamo al Veneto. Io per esempio, se fossi il governatore come Zanda, direi: scusate, non vi lamentate. Ho fatto in questi anni una analisi prevedendo per esempio un atto regionale per quanto riguarda l'acqua. Ho fatto per esempio un'analisi che mi porta a dire una ASL per ogni provincia, riducendo direttori generali, dirigenti, no. Allora, il Veneto è una regione virtuosa? Beh, dal punto di vista italiano nazionale, siamo non i primi, quindi possiamo farne una idea, ma siamo tra le regioni virtuose. Vengono prima di noi l'Emilia, la Lombardia, l'Umbria, la Toscana e via dicendo. Ma siccome il mio orizzonte è europeo, perché non si deve in una regione straordinaria come la nostra, non può avere l'orizzonte solo nazionale, deve confrontarsi con tutte le regioni europee. E nell'ambito di una recente statistica, tra le regioni europee, il Veneto si colloca al 158° posto in termini di produttività. Per cui anche noi qualche compito a casa lo facciamo, e non siamo perfetti. Allora io mi auguro che il confronto tra il governo e Tempanino vada a buon fine. Tempanino tra l'altro è il governatore che io stimo molto, perché stimiamo tutti, che gli attribuiamo grandi qualità. E Campanino saprà fare le distinzioni. Però io penso che dal punto di vista anche nostro, noi dobbiamo fare una serie di ragionamenti concreti, senza terrorizzare i cittadini dicendo loro che dobbiamo necessariamente aumentare le tasse, perché non è così. Non è così. Poi ci sarà una discussione, ci sarà un confronto, troveremo degli aggiustamenti, però la spending review si deve applicare. E questo finalmente è un governo che fa delle scelte. Bisogna anche scegliere. Quando si governa si deve scegliere. Siccome abbiamo scelto di tagliare le tasse agli imprenditori che non ce la fanno più e di mettere in tasca ai cittadini dei soldi, riteniamo che lo spazio di manovra sia quello di una spending review. E riusciremo, a mio avviso, con la collaborazione di tutti, di individuare le sacche di spreco che si possono eliminare. Io volevo rafforzare un po'
vedo che Alessandra già conosce alcuni elementi importanti di dove possiamo ridurre i costi della gestione pubblica. Vale la pena di darvi alcuni elementi importanti. Lei ha parlato prima della gestione dell'acqua, abbiamo 9 autorità d'ambito, 102 gestori. Trasporto pubblico locale, nel Veneto abbiamo 39 aziende che gestiscono il trasporto pubblico locale, sapendo che sarebbe fondamentale avere un biglietto unico, per esempio, dove un cittadino, un turista che decide di prendere un pullman a Mestre, non deve poi, se deve andare a Padova e da Padova si deve spostare da un'altra parte, prendere 4 biglietti con soggetti completamente diversi. Gestione rifiuti, 9 ambiti, 24 bacini, consorzi di bonifica, 10, aziende sanitarie, 23, università, 4, fiere, 4, aeroporti, 3. Allora, in una fase in cui dobbiamo ottimizzare, coordinare, migliorare, dare efficienza e costruire un percorso anche di risposta positiva ai bisogni dei nostri cittadini e delle persone che utilizzano e che lavorano, che operano nella nostra regione, è evidente che qui è la sfida. Purtroppo, Albino, Zaia è stato il presidente più conservatore che io abbia conosciuto in questi anni, più conservatore. Quando l'abbiamo incalzato per dire bene sulle province, accorpiamo le province, che senso ha avere una situazione nella fase di trasformazione come quella attuale, le province così come le abbiamo conosciute, le accorpiamo. Sai la proposta che è uscita dalla Lega di mantenere lo status quo. Quindi ogni volta che li abbiamo incalzati per migliorare, per dare efficienza, per dare organicità anche alle scelte operative che portano maggiore qualità per i servizi ai cittadini e ulteriori risparmi, su questo fronte Zaia è stato il conservatore, l'uomo che si è impegnato a discutere di tutto sulla stampa, ma che sui dati e sui fatti concreti nulla ha fatto. Questi sono i dati ufficiali della Regione Veneto ed è da qua che bisogna partire. Chiudo con il ragionamento di Chiamparino. Anch'io sono dell'idea, e qua su questo punto discutiamone, che non ci possono essere tagli lineari. A saldo invariato, e quindi 4 miliardi devono essere recuperati, bisogna ogni regione faccia i propri compiti a casa, quello che diceva prima Alessandra, e vada dal governo piuttosto che la contrapposizione. Avete visto che Chiamparino, pur dicendo attenzione, non possiamo fare tagli lineari, però siamo pronti a discutere sulla qualità dei tagli che vogliamo produrre, sapendo che le difficoltà del Veneto o la situazione del Veneto è diversa da quella della Calabria è diversa da quella della Lombardia e quant'altro. Questo ci sta come elemento di confronto, ma che ognuno di noi possa fare uno sforzo straordinario per produrre dei tagli e degli aggiustamenti. Faccio solo un esempio a mo' di battuta. Magari se Zaia taglia i 2 milioni di euro che spende per la comunicazione, le bracciole roventi, tutte queste cose, dà un primo segno di come dalle piccole cose possiamo rendere più efficiente la nostra regione. Quindi sia che abbiamo letto su diverse, dimostra quello che abbiamo pensato molto anche nel discorso la volta, abbiamo registrato il consenso aperto di tutti i tempo, delle questioni degli filiali che parlano di che si comincia a parlare di passamento della lavoro, perché se non si riduce quello fiscale è sempre impossibile di questo non significa che si possa dire l'interesse complessivo del paese. Vorrei ora parlare di Veneto e credo che il governo di ogni modo qualificare, magari anche di Veneto, per sia comunque quello di rappresentare bene l'altra parte e quindi diventa
che può complicare la vita e per l'attività deve giocare perché vuole. Quindi io mi percepisco che il Veneto rappresenta il 9% del PIL italiano e ogni volta che si sente usarlo in tutte le dichiarazioni pubbliche ricorda che la nostra regione, il sistema produttivo, la nostra regione nasce un saldo fiscale di 20 miliardi circa in questo momento. Ecco, quindi questo adesso questo finisce con il nelle casse di e vanno in parte generale ovviamente il sistema d'Italia di funzione. Credo che la Lega su questo organizzerà la comunità internazionale per riuscire a trattenere questa immensa quantità di denaro quando cominciano a comunicare la sua posizione qual è? Cosa ne penso? Perché mi pare che anche i politici che avevano letto contatti di capire cosa c'è dietro a questo ragionamento. Quindi noi sappiamo ora che la Corte Costituzionale si dovrà pronunciare sulla difesa sia sul punto di vista ideologico. Ma io credo che sia una perdita di tempo, perché presumo che la Corte Costituzionale sia la Costituzionale del produttivo che racconta la nostra Costituzione. Quindi 14 milioni di euro buttati per il referendum che non porterà nulla, credo che potrebbero essere delle risorse che forse i Veneti vorrebbero vedere impiegate, no? in maniera diversa. Questo non vuol dire che invece io ritengo, così come è stato volte ribadito anche nei consigli regionali veneti, che ci debba essere una profonda riflessione sul concetto di autonomia, sul concetto di dare più poteri e più autonomia di spesa a quelle regioni che dimostrano virtuosismi e che oggi possono rappresentare il volano per una ripresa concreta. Io sono per esempio affinché si decentralizzino ancora di più alcune funzioni, con la possibilità appunto che le regioni possano utilizzare risorse importanti a favore della propria regione, ecco, non per spese assolutamente influenti, ma magari per un investimento forte, importante sul riassetto idrogeologico, sulla tutela del nostro paesaggio, sulle infrastrutture digitali, ritornando cioè a far sì che il Veneto possa diventare veramente un modello da esportare per quanto riguarda l'intrapresa imprenditoriale, ma anche la cultura e la bellezza storico-artistica delle nostre città. Credo che da questo punto di vista Zaia, e lo ribadisco, lo abbia isolato dal resto dell'Italia e dal resto d'Europa. Ricordiamoci che per quanto riguarda i fondi strutturali che l'Europa mette a disposizione, guardate che c'è uno scandalo in regione che si chiama Youth Guarantee, la garanzia giovani, 83 milioni di euro che l'Europa ha messo a disposizione del Veneto, che deve spenderli entro giugno 2015 su 17.000 domande che sono arrivate al portale, sono state date risposte solo a 200 domande. Cioè, voglio dire, noi abbiamo un'Europa che dà opportunità al Veneto per quanto riguarda la disoccupazione, la lotta alla disoccupazione giovanile, e abbiamo una regione che non fa nulla per i giovani. Quindi io credo che ci siano, voglio dire, delle partite sulle quali davvero noi non abbiamo mosso un visto. Per quanto riguarda i fondi strutturali, il Veneto sì li aggancia, ma li aggancia per un 60%, il 40% rimane in Europa, perché voi sapete che l'Europa, nel momento in cui tu non spendi delle risorse, ridistribuisce le risorse stesse, non è che te le lascia, ti dà dei tempi. Allora, ripeto, aumentiamo il nostro orizzonte, cerchiamo di dare una proposta per il Veneto che sia domattina. Noi sì, siamo virtuosi, ma non siamo per i veneti, per la capacità che hanno i veneti, le imprese venete a resistere sul mercato. Il lavoro che noi stiamo facendo in Europa, per esempio dal punto di vista della fiscalità, per esempio dal punto di vista della semplificazione burocratica, per esempio per
stabilire dei pacchetti normativi omogenei per quanto riguarda il contratto di compravendita, sono dei dossier che io ho in mano personalmente, di cui mi occuperò, mi sto occupando. Sono strategici anche e soprattutto per l'Italia, che pensiamo soltanto ai prodotti agroalimentari. Noi qui siamo in uno dei territori più virtuosi da questo punto di vista, ma non siamo virtuosi grazie alle politiche regionali. La regione ha conservato quello che ha trovato ed è andata avanti con una spinta di inerzia, ma non è più il tempo delle non scelte, non è più il tempo di restare, voglio dire, a guardare, ad aspettare per non scontentare, bisogna anche scontentare qualcuno. La politica del consenso è finita, perché non è quella che guarda un orizzonte lungo, è quella che guarda all'oggi, no? A salvarmi, voglio dire, oggi per oggi, domani per domani. Invece noi dobbiamo avere il coraggio di fare delle politiche di cambiamento, delle politiche coraggiose. Io credo che la manovra vada in questo senso. Le proteste sono giuste quando sono proteste costruttive e anche a noi come Partito Democratico Veneto saremo in grado di proporre al Premier e al governo Renzi, diciamo, delle idee, delle indicazioni forti. Non a caso io continuo a ribadire che la manovra economica del governo è una manovra a misura di Veneto, perché la classe dirigente Veneto del Partito Democratico ha saputo indicare, dare indicazioni forti al governo Renzi affinché recepisse le istanze che vengono proprio da questa terra. Perché quel 41% preso all'europeo è un'apertura di credito, abbiamo sempre detto, non è una fiducia, come dire, ideologica. Mi fido di te, ma voglio vedere cosa poi tu riesci a restituirmi, riesci a fare concretamente. E questa manovra è una prima risposta. Un tempo di attualità. Ieri PD ha fissato le regole per le primarie, si voterà il 14 dicembre, nel formato 8, per la scelta del candidato presidente che più sia sinistra può rischiare di perdere. Questa regione come la Lombardia mi pare che è sempre stata governata dal centro-destra, prima del centro-sinistra, poi dal centro-destra. Il Veneto per un anno ha avuto un presidente di disciplina pubblico, appunto, quindi la storia di ecco, perfetto. Anche perché Vicenza, piccola parentesi, abbiamo pubblicato tutti i dati su questi standard, con nostra profonda sorpresa è risultata la città meglio amministrata e meglio gestita, quella che in teoria ha preso il 30% di meno rispetto alla media italiana della erogazione dei servizi ai cittadini. Quindi l'efficienza, come diceva giustamente si può raggiungere anche in città di eccellenza. Chiusa la parentesi. Volevo chiedere, con chi pensate di allearvi, perché il partito ormai ha scelto una strada maggioritaria e Renzi ha cambiato completamente di genere. Però la mia impressione è che nel Veneto l'equilibrio tra le forze sia ancora molto forte. Quindi ieri da Veneto ha detto siamo pronti a lanciare le primarie e il nostro programma a un vastissimo schieramento e ha indicato tutti i partiti, però direi che i partiti sono quanto di più volubile e stabili in questo momento, sono i partiti personali che ogni 6 mesi cambiano di nome e di identità. Comunque lui ha indicato 11 lista Monti, nuovo centrodestra addirittura, e poi l'Italia dei Valori e tutto lo schieramento storico della sinistra, Lei concorda con questa analisi? Cosa pensa di mettere di suo in questa battaglia che mi pare che aveva protagonista? Io sarò protagonista comunque, nel senso che come dirigente di partito e avendo sulle spalle un consenso così grande ho il dovere, prima morale e poi politico, di dare una mano al mio partito affinché vinca le regionali. La battaglia delle regionali la vogliamo vincere, quindi tutti noi, dai parlamentari, dai deputati ai consiglieri regionali e sindaci saranno in campo per vincere. Quindi io sarò una protagonista sia che correrò da candidata governatrice, sia che invece darò una mano a quello o quella che deciderà appunto
anzi non si parla, non sono ancora molto presto, intanto abbiamo giustamente definito le regole e abbiamo lanciato la campagna, ma non è un tema di personalismi. Io credo che qui anzi bisognerebbe fare una discussione profonda, se vogliamo vincere le primarie, non è che ognuno di noi forse non vorrebbe candidarsi, molti sono quelli che si vogliono candidare per persone di vincere, eccetera. Io credo che bisogna fare una riflessione invece importante, non è solo una questione di persone, una questione di progetti, di visioni, di programmi, ecco. E soprattutto con chi allearsi. Ma guarda, io vorrei che il Partito Democratico, che è l'unico partito che ha visto sulla scena politica nazionale, diciamoci chiaramente anche europea, che ha fatto una riflessione molto profonda, molto dolorosa al proprio interno, ma che si è rafforzato, che è cresciuto in termini di consenso, continua a crescere in termini di consenso, si alleasse con il lavoro, con le categorie economiche, con gli imprenditori. Questi sono i nostri alleati politici e le elezioni nazionali. Al di là dei partiti e degli schieramenti, guardate, la gente non ci crede più, perché il grande consenso che noi abbiamo avuto anche per la coerenza che abbiamo portato avanti nella costruzione di un grande partito che accogliesse anche delusi di centrodestra. Per questo io vi dico, i nostri alleati più grandi saranno le categorie economiche, sociali, gli artigiani, le donne imprenditrici, le donne casalinghe, le pensionate, quelle cioè che portano la spina dorsale della nostra regione, le donne. La nostra battaglia, noi la vinceremo se riusciremo a fare un appello alle donne lavoratrici, questo lo dobbiamo fare, e lo dovremo fare anche attraverso una costruzione di una proposta che si materializzi con delle facce che siano simbolo di rinnovamento, simbolo di novità, simbolo di frescura, quindi facce e idee. Ieri il Chiotto ha alzato la voce, mi pare che sia una propensione naturale di leader, di avere una voce autorevole, per cui non è che ci senti molto. Però ero presente ai lavori di direzione del PD e si è accalorato particolarmente quando è intervenuto sul tema delle primarie. Io voglio capire perché tu hai lanciato, lei ha lanciato un appello ieri all'unità interna, dopo con le emozioni personali bisogna scegliere il candidato più autorevole. Mi pare che in questo momento noi abbiamo scritto che ci sono 3 candidati. Qual è il tuo punto di vista? Ma io penso, faccio parte di quella schiera di persone, di militanti del PD, che pensa che la sfida contro Zaia non sia una sfida facile. E chi dà, noi oscilliamo sempre all'interno del nostro partito tra 2 sentimenti. C'è qualcuno che pensa abbiamo già perso e c'è qualcuno che pensa abbiamo già vinto. Io faccio parte della terza schiera che dice invece che sarà una battaglia dura. E sarà durissima perché Zaia in questi anni ha giocato una partita in solitaria. Perché io insistevo che le primarie dovessero essere fatte, o l'individuazione del leader nostro dovesse essere fatto presto, per impedire sostanzialmente a Zaia di parlare continuamente. Guardate, voi aprite i giornali tutti i giorni, è evidente che il presidente della regione ha 1000 argomenti per poter essere presente nella stampa e commentare. Attenzione, Zaia commenta gli eventi del Veneto, non li governa e non li trasforma. E quindi questa visibilità doveva essere interrotta da un nostro candidato forte che entrava subito in campo. Qual è il problema? Noi abbiamo adottato il meccanismo delle primarie come individuazione dei nostri leader. Benissimo, bene, però facciamolo con intelligenza, perché non sempre le primarie sono uno strumento che hanno prodotto del bene per il Partito Democratico. Io mi ricordo bene la situazione di Padova, mi ricordo bene che abbiamo perso a Genova, a Milano, a Napoli, perché non avevamo, ci siamo presentati come PD divisi, dove prevaleva la logica del personalismo, della legittima aspettativa anche personale. Però siamo in una fase in cui dobbiamo cedere il passo alle sfide personali per dire che c'è bisogno di cambiare questa regione. E oggi il Partito Democratico può giocarsi questa partita se tutti quanti facciamo un gioco di squadra. Allora,
Abbandoniamo l'idea che ognuno deve mettere la propria bandierina, il proprio vessillo su una sfida di questo tipo, e pensiamo che per la prima volta, dopo tanti anni, la situazione è contendibile, è giocabile, e per questo bisogna rapidamente avere un candidato in grado di entrare velocemente in empatia con i veneti. E per questo io sono dall'inizio uno di quelli che ha detto che Alessandra Moretti è la nostra candidata naturale a questa sfida. Dopo lei deciderà se e come fare e mettere in campo questo suo sacrificio personale, questo suo impegno personale, perché abbiamo bisogno di persone che siano in grado di entrare rapidamente in dialogo, in confronto. E guardate, io ho avuto modo di vederlo in campagna elettorale, perché poi alla fine Alessandra io non la conoscevo mica fino al momento in cui così la vedevo in TV, di persona non la conoscevo. Ho visto che ha la capacità di parlare del mondo economico, ma poi entra in rapporto diretto con le persone che vivono i drammi, le difficoltà di tutti i giorni, l'operaio che perde il lavoro, il giovane che non vede futuro, e quindi saper parlare in maniera ampia al Veneto, che guardate non è più il Veneto degli anni passati in cui la disoccupazione era quasi ridotta allo zero. Abbiamo nel Veneto il 22% di giovani che non trovano lavoro, abbiamo perso 200.000 posti di lavoro in questi anni. La crisi ha segnato questa nostra regione. Ci sono nuove professioni, i giovani, gli architetti che non riescono più a avere spazio e possibilità di lavoro, è sempre più difficile entrare nel mondo delle libere professioni. Questa è la sfida che allora dobbiamo mettere in campo. Allora il tema è: discutiamo di indipendenza, e faccio una battuta rispetto anche al tema dell'autonomia. Guardate che Zaia e Galan avevano in questi anni, dopo la riforma del titolo V della Costituzione del 2001, hanno avuto dal 2001 fino ad oggi, quindi 13 anni, per utilizzare l'articolo 116 e 117 della Costituzione, che diceva che le regioni potevano chiedere più autonomia allo Stato centrale. Non l'hanno mai fatto, non hanno mai avuto il coraggio di farlo questo. Perché? Perché deve restare sempre in piedi il vessillo dell'indipendenza, del baroni a casa nostra. Questo era lo slogan. Una volta che chiedevano l'autonomia e che veniva concessa, di fatto le ragioni che tengono in piedi la Lega, di fatto venivano a mancare. Allora, noi avremo il compito da subito di chiedere a Renzi che ci dia maggiore autonomia, e anche la riforma del Senato e della Costituzione in atto in questo momento va in questa direzione. Allora noi dobbiamo essere capaci invece di sapere su quali materie, sull'istruzione, sulla scuola, su quali materie noi ci addossiamo, vogliamo essere noi gestori, con una ulteriore novità. Dobbiamo dire anche quali risorse aggiuntive restano nel Veneto. C'è una parte di IVA che resta nel Veneto, c'è una parte di IRPEF. Questa è la sfida che dobbiamo mettere in campo. Questo è il ruolo che deve essere giocato da una forza moderna che non parla più con slogan, ma che tenta di essere concreta, come sta facendo il partito in questo momento. Allora dobbiamo anche capire cosa bisogna fare il Veneto Mappa e cambi diversi. I sondaggi dicono che il settore pubblico di perdere 7 regioni. Questa è una notizia che abbiamo pubblicato noi nei nostri siti online, e dicono che proprio per rispondere c'è un dato però abbastanza di consistenza. Il nord, la Lega, penso che resta forte in Veneto con un consenso legato credo proprio alla figura di Zaia, che secondo me è un grande leader politico più che amministratore.
E quindi io direi che sono una parola molto diversa. Lei non ha ancora detto questi. Ovviamente proveremo per quanto si intende quando l'università tornerà di criticare sull'università o più possono essere. Ecco, ma le tre cose fondamentali da fare ma intanto proseguire nella strada e sulla strada dell'abbassamento della pressione fiscale, la battaglia europea sulla uniformità fiscale. Noi purtroppo siamo ancora il paese tra quelli europei che hanno una pressione fiscale alta, molto alta, e quindi i nostri imprenditori subiscono una concorrenza sleale, diciamo così, da parte di tutti gli altri paesi della comunità europea. Soffriamo ancora moltissimo di una burocrazia soffocante. Un imprenditore belga subisce circa 17 controlli da parte di 7-8 enti diversi, quando i colleghi stranieri della comunità europea ne subiscono 4-5 da parte di enti unici, e anche questo è un problema che gli imprenditori sentono, vivono profondamente. Il grande tema dei lavoratori autonomi e delle partite IVA, per la prima volta la manovra pensa e guarda anche alle partite IVA, che sono assolutamente sempre più scoperte rispetto alla riforma di tutela. Noi cerchiamo di dare una risposta e quindi questo debba essere un altro elemento. Poi guardare ai servizi sociali, e servizi educativi, come ricordava Lucio poco fa. Noi siamo una delle regioni che può offrire servizi di livello importanti, mantenendo però dei costi adeguati, quindi efficientando la spesa. Le famiglie, quindi grande sostegno alle famiglie. Tutto perché, guardate, l'economia non riparte se noi per esempio non diamo la possibilità, ovviamente ai giovani, ma anche alle donne, di essere sul mercato del lavoro. Recentissimi studi dicono che se le donne lavorassero tanto quanto gli uomini, il prodotto lavoro aumenterebbe di qualche punto, per cui quanto l'impresa femminile sia quella, per esempio, che sia resistita di più alla crisi, che il lavoro femminile sia un elemento fondamentale per garantire la crescita e lo sviluppo. Il grande aiuto a tutto il mondo del volontariato, dell'associazionismo, che anche quello rappresenta una delle colonne importanti, per esempio in Veneto. Noi dobbiamo anche ammettere che se funzioniamo, se i nostri servizi funzionano, è anche perché c'è un mondo associativo di volontariato straordinario che non ha paragone in nessun altro paese europeo. Cioè il Veneto, da questo punto di vista, esporta un modello straordinario di intrapresa e di volontariato. Poi certo ci sono le politiche immigratorie, io sono assolutamente d'accordo quando si dice che il tema dell'immigrazione e della sicurezza deve essere un tema che il centro-sinistra prevalga e che governa, e quindi chi entra nel nostro paese deve essere, come dire, deve non solo accettare le regole presenti, ma deve essere riconoscibile, deve essere identificato. Io penso per esempio che con i problemi che vengono dall'Africa, non ultimo il tema dell'Ebola, quindi quello della sicurezza e della salute, io penso che l'identificazione delle persone immigrate vada assolutamente proposta, come avviene tra l'altro in Europa, negli Stati Uniti. Per cui ci deve essere una profonda sinergia tra chi governa e chi fa impresa, chi mette in campo e dà l'opportunità di creare posti di lavoro. Noi siamo e possiamo essere un modello da questo punto di vista, però le istituzioni devono essere a fianco delle categorie economiche, con tutta una serie di proposte che tra l'altro le stesse categorie economiche fanno da anni alla politica. E poi, ritorno sull'argomento di prima sull'autonomia, chiedere l'autonomia. Lo possiamo fare, e credo che se questa proposta viene dal Partito Democratico, penso che questo governo sia molto più disponibile ad accettarla. Ed è la ragione per la quale io ho sempre detto che il centrodestra isolerà sempre di più il tempo rispetto al governo di centro-sinistra e rispetto anche al contesto europeo. Guardate, gli uffici della regione Veneto a Bruxelles sono delle scatole vuote. Non a caso alla regione Veneto di Bruxelles e dell'Europa non viene frega assolutamente niente, e si vede.
mentre dal punto di vista sanitario, dal punto di vista della formazione, dal punto di vista diciamo, culturale e artistico, l'Europa è un volano di sviluppo straordinario che il Veneto non sfrutta, perché non interessa quel contesto lì. Allora noi dobbiamo rimettere il Veneto al centro del contesto europeo, perché torna ad essere davvero un traino di sviluppo, di innovazione. E poi il tema delle infrastrutture, dei porti, degli aeroporti. Io credo che il Veneto, da questo punto di vista, sia stato totalmente assente sulla scena politica delle strategie. Italia non c'è stato, la Serracchiani sì. La Serracchiani è presente e governa anche le politiche venete, nostre, perché Zaia non c'è. Lei stessa dice Zaia non c'è. Zaia comunica ai veneti, ma non fa niente per lo sviluppo, ma cioè, la questione del porto, ma vi rendete conto del porto di Venezia rispetto al porto di Trieste, con tutto il rispetto per Trieste, insomma, Friuli Venezia Giulia è una regione, no? Che è amministrata molto bene, è riuscita a fare una riforma della sanità straordinaria, noi no, è riuscita ad imporsi sulle infrastrutture, noi no, perché? Perché parliamo probabilmente a settori diversi. Noi vogliamo invece ritornare a contare. Il Veneto può dirigere lui, se vuole, i lavori e i progetti, non subirli. Noi in questo momento li stiamo subendo. Da chi è più bravo? Da chi è più bravo e da chi ha più contatti con il governo centrale. Per questo io dico che le nostre proposte, dobbiamo far capire ai veneti che le nostre proposte verranno tradotte in fatti. È più possibile, in termini di percentuali di possibilità, che le proposte del PD siano tradotte facilmente in termini concreti. Non dipende dal contesto sono io, perché non sono finito. Ecco, allora le faccio una domanda tecnica, non vorrei spiegare. Lei ritiene politicamente accettabile il patteggiamento che è stato deciso dalla procura di Venezia per un'ultima indagine di tranne il sindaco di Venezia? Perché da giornalista la riflessione che mi viene a fare è questa: se io sono un amministratore e so che posso mettere le mani sulle tangenti perché la legge mi consente di restituire molto poco, una piccola parte, la mia professione di leader è una professione di in Andrato non vale per nessuna identità, perché una posizione tutto teorica viene evidentemente agevolata, e forse questo spiega perché in Italia ci sono 60 miliardi all'anno di tangenti che sfuggono e che vengono, come dire, sottratti al nostro prodotto interno e che finiscono poi all'estero nei conti che per fortuna qualche finanziere dice aspetti. Bene, allora un autorevolissimo esponente del suo partito, magistrato, questa persona ha detto nessuna polemica, massimo rispetto per la decisione della magistratura, costituzionalmente una corretta è la massima autonomia. Io però questa domanda gliela voglio fare. Secondo lei è giusto vivere così? Caso Mose, sono stati restituiti anche 12 milioni di euro, per poco, però se consideriamo il dato teorico che la procura ha documentato, direi che siamo a 40 milioni di euro era quando emergeva la identificazione di realtà che sia infinita. Ma guardi, mi lasci dire che le ultime immagini che noi abbiamo avuto di questi scandali segnano la fine di un impero, insomma, 25 anni di governo del centrodestra, nel quale tra l'altro penso anche che l'Italia possa sottrarsi, perché sa, insomma, è stato il vice di Galan per diversi anni, è stato assessore, è stato quello ministro, è stato poi quello che ha scelto Chisso, perché Chisso era una continuità con Galan, ma se l'è scelto lui, che non vuole essere di fare una scelta di discontinuità, se vuole fermarsi fuori del tutto da un certo modo di fare politica, e questo non è stato fatto. Allora o non ha voluto cambiare niente rispetto al passato, o non ha visto, e se non ha visto, bisogna che ci siano delle serie, insomma, no?
L'altro punto, 12 milioni di euro sono pochissimi rispetto a quanto è stato superato al Veneto. Visto che loro parlano di autonomia, di indipendentismo, ci piacerebbe che magari questi soldi, no, tornassero ai Veneti. In realtà non sarà così, perché ovviamente si parla di un esercito danni che sarà poi gestito e incamerato dallo Stato, no? Ecco. Certo, il patteggiamento è una missione di responsabilità, quindi ammessa dalla legge, e la magistratura fa le proprie considerazioni, e un'intera classe politica che ha rubato per tanti anni, ha screditato la politica e ha danneggiato l'interesse della propria comunità, si salva, perché di fatto si salva con missioni gravissime che però non restituiscono il maltolto. Però è la fine di un impero, e dirò di più. Io penso che ad un certo punto, alla luce di tutto quello che è successo, vede, la democrazia è una forma di garanzia da questo punto di vista, l'alternanza democratica è una forma di garanzia. Il Veneto per 25 anni è stato governato dalle stesse persone, i dirigenti regionali sono gli stessi, nei campi della pubblica amministrazione ci sono le stesse persone, troppo. C'è bisogno di un ricambio totale, perché si faccia funzione il Veneto ha scosso dal fondamento, bisogna avere coraggio di cambiare. Allora anche il fatto che il centro-sinistra possa vincere nel 2015 significa questo: fare pulizia, dare una boccata di ossigeno, di aria fresca, un vento che ha bisogno di partire, e si riparte anche da questi positivi, si riparte anche da questione morale, dall'etica e dalla nostra. Allora, in questo modo sono finito, secondo me si è fatto anche poi possibile, allora, qui a Chioggia, in questione ci può modo di essere fatto o no? Credo sarebbe devastante, dopo, al di là delle vicende miliardi, un'opera che è già costata 5-6 miliardi, che non venga portata a conclusione. Io sono tra l'altro uno di quelli che dice che comunque dal punto di vista del scientifico e tecnico siamo di fronte a un'opera che se funzionerà, e dobbiamo dare delle esecuzioni, dobbiamo tenerlo in una fase di non risposta definitiva. Sarà una delle grandi opere di salvataggio di una delle realtà più importanti, non solo italiana, ma direi dell'intera umanità. Venezia, la sua laguna, e quindi anche quindi io sono dell'idea che dobbiamo arrivare alla chiusura, magari rallentando un po' se ci sono difficoltà finanziarie, ma arrivare alla chiusura dell'opera. Per quanto riguarda invece il Mose, che nemico comparato qua, che ha fatto la battaglia da oppositore allora, lui è stato consigliere, è stato uno che in quel momento aveva dubbi no, sto parlando del mini Mose, e invece poi abbiamo visto che questa è stata una struttura importante, e ti do comparato, lui ha l'onestà culturale e politica di dire che è stato un errore allora. Noi perdemmo in parte una campagna elettorale sulla vicenda. Io mi ricordo che andavamo per le rive Vena con via Chioggia, i commercianti ci citavano allora, perché era un'opera che lasciava qualche dubbio, qualche dubbio. Per quanto riguarda Chioggia, l'opera cosiddetta mini Mose funziona, anche se qualche volta dal punto di vista tecnico può avere qualche difetto, però sostanzialmente ci siamo dal punto di vista dell'utilità. Voglio fare anche l'ultima battuta per lasciare anche un ulteriore segnale alla demagogia che fa Draghi. Nel 2010, quando affrontammo il primo bilancio 2010, allora lo Stato tagliò alla Regione Veneto 360 milioni di euro. Tutti i soldi, tutti erano in dinari. Sapete, il Consiglio dei Ministri
che tagliò quei 360 milioni, 360 milioni. Il Veneto, se passa questa manovra, io sono per correggerla nelle forme che abbiamo detto prima, il taglio sarà circa di 200 milioni di euro. Bene, il governo di allora che vedeva il ministro Zaia presente a sulla situazione, tagliò 360 milioni. Complessivamente il governo di centrodestra tagliò alle regioni con Guida, Berlusconi e Bossi, e quindi la Lega, complessivamente a Veneto 760 milioni. Allora non continuiamo a fare demagogia, stiamo sulle cose concrete da mettere in campo, cominciamo noi a fare quel riordino dove ci sono enti sostanzialmente inutili. Bisogna avere il coraggio di cambiare questa regione, dialogando. La regione Alessandra quando dice che il Veneto in questo momento si sta isolando. Il sistema imprenditoriale, noi siamo ancora, oltre ad essere la prima regione turistica d'Italia, siamo una delle realtà manifatturiere più importanti d'Europa, e abbiamo bisogno di dialogare, di non chiuderci nel piccolo staterello veneto, ma abbiamo bisogno di parlare all'Europa e al mondo in maniera forte, coesa, allargata, e quindi questa è la sfida che dobbiamo sicuramente mettere in vita. L'ultima domanda che abbiamo completamente registro, basta contraria e con il governo, con i casi e con i problemi, parliamo di diritti civili e è un argomento che tutti i giorni viene calato sulle pagine dei giornali, per le iniziative dei sindaci Marino e del sindaco di Milano, e i giorni che hanno deciso di registrare gli unioni civili andando conto delle direttive del ministro Alfano. In realtà ci sono problemi giuridici assai complessi, nel senso che i prefetti hanno l'obbligo di eseguire i provvedimenti di misure interni. So che lei, se non ricordo male, però è stata la presentatrice di disegno di legge su questo tema. Leggevo ieri che al Senato è stato un confronto clamoroso, è arrivato in disciplina, è stato protagonista di questa disciplina, ci ha detto bene il fatto che ovviamente ogni tanto ci sono queste cose. Ci vuole raccontare che appunto siamo dei colleghi sul punto di vista su questa materia, direi assai sensibile per ognuno di noi, insomma. Ma guardi, la battuta che le faccio questa, il Senato va abolito perché, guardi, questa è l'ennesima dimostrazione che così non funziona. Perché il tema del provvedimento sul divorzio breve passa alla Camera il 29 maggio 2014, si arena al Senato, non riescono a fare passare l'emendamento diciamo, sul divorzio diretto all'interno del disegno di legge Orlando, e oggi rimane il disegno di legge, quindi vediamo quanti senatori decideranno di vincere quella battaglia lì. Ma è la dimostrazione plastica che il Senato, così com'è, non può più esistere, funzionare, perché qui c'è un rimpallo di funzioni identiche che portano a uno stadio. E siccome poi noi eravamo stati bravi, perché con la nostra divorzio breve l'avevamo anche fatta passare di un'ampissima maggioranza parlamentare, e quindi coinvolgendo anche i cattolici, quindi no, tutte le sensibilità, per me questo arresto è un schiaffo alle centinaia di migliaia di famiglie che aspettano da anni un provvedimento che va nella direzione di eliminare la conflittualità, ridurre la conflittualità tra coniugi a beneficio dei bambini, perché riducendo i termini, ovviamente, il processo che durano anni e anni, si riduce anche l'astio che c'è tra i coniugi che rinnovano il loro dolore ogni giorno che passa. Quindi io tornerò su questa battaglia, non voglierò evidentemente, e insisterò perché uno dei temi importanti che deve andare parallelo alle questioni economiche, alle questioni sociali, è anche quello di tutelare il benessere, la qualità della vita dei nostri concittadini. Quindi il tema non più della famiglia, ma delle famiglie. Ormai dobbiamo prendere atto che la società è più avanzata rispetto alla legislazione, dobbiamo aiutare a far sì che tutte le famiglie, che le persone che si vogliono
Esatto, cioè i vescovi, la Chiesa, questo Papa sta andando avanti, è possibile che il Parlamento sia sempre in ritardo rispetto a un'evoluzione naturale della società, quindi io continuerò a portare avanti queste tematiche, tra l'altro sono in Europa la relatrice del dossier sul diritto di maternità, altro grande tema, tuteliamo le donne che possano vivere la maternità con serenità, perché l'Europa si sta invecchiando. Se noi non aiutiamo le famiglie a lavorare e a farsi una famiglia, a mantenere una relazione, un rapporto con i propri figli, l'Europa morirà il mondo, perché i figli quando sono nati in Africa, perché sono incoscienti. Ma allora il tema dell'Africa, dell'immigrazione, il tema della demografia è uno dei temi fondamentali. Non c'è solo l'economia, certo, quello è importante, ma riguarda il nostro futuro. Allora, permettetemi di chiudere. Ci sono tante donne qui, noi siamo donne impegnate molto nelle professioni, nella politica, nell'impegno civile, nel volontariato e in famiglia. Il nostro messaggio è un messaggio di pace. Spesso le donne lavorano per la pace, per la conciliazione, per il futuro, per trovare dei punti di mediazione. Questa forte empatia. Abbiamo il nostro modo di fare politica, il modo del like, cioè il modo empatico. Servono le donne, servono tante donne impegnate. Questo deve essere il messaggio che noi avevamo voluto lanciare anche quando abbiamo fatto la battaglia per la presenza delle pari opportunità nelle liste elettorali. Bella la battaglia, giusta, sacrosanta la battaglia che Chiotto e tutti i consiglieri regionali stanno portando avanti il Consiglio regionale per la doppia preferenza di genere, perché è uno scandalo. Se noi guardiamo i numeri delle presenze femminili in Consiglio regionale, è scandalosa la presenza, non so quanti ci sono, 2, 3, cioè non esiste, tutti gli assessori, 3 donne, ma vi rendete conto? Ma per quello si va avanti, perché la nostra intrapresa, la nostra capacità di gestire tutti gli anni, la nostra capacità di essere tutti tassi, davvero, non è perché siamo tutti, ma c'è bisogno anche di noi, c'è bisogno anche di noi. La nostra capacità di dare speranza a tutte le donne che ce la fanno, che resistono, che pongono stati di equilibrio costante ogni giorno per non cadere, perché ci sono tanti ostacoli, ecco, non siamo agevolati di questo, e per dare un esempio ai nostri figli. Quando tu dicevi prima, no? Ma la politica torna ad essere etica, torna ad essere esempio. Torna ad essere esempio. Io non riuscirei a fare come faccio se non avessi 2 genitori, che sono i nonni dei miei figli, che sono incaricati tutti i giorni di darmi una mano. Il welfare familiare in Veneto funziona grazie ai nonni. Grazie ai nonni che aiutano i figli a pagare tutto, che aiutano i figli a aiutare Ecco, quindi questo senso di una comunità che si dà una mano, questo senso di donne che cercano di resistere ogni giorno per dare l'esempio ai loro figli che le donne devono lavorare, devono essere impegnate e devono avere responsabilità di vertice, responsabilità di decisione, perché i nostri figli cresceranno meglio se avranno 2 genitori le cui responsabilità familiari saranno suddivise. Saranno suddivise equamente. Questo non è il famiglia. In contesti familiari dove il carico familiare non è tutto addossato sulle spalle delle donne. E purtroppo ancora oggi, e ancora nel nostro paese, invece l'attività di cura per il 80% è fortemente caricata sulle spalle delle donne. Allora tutto questo deve essere tenuto in considerazione anche dal punto di vista delle pensioni, perché sempre di più io sento donne che non ce la fanno più a resistere fino a 65-67 anni per avere una pensione. È inaccettabile quando tu sai che il tuo lavoro non si esaurisce nel luogo di lavoro, ma quando torni a casa neanche un lavoro spesso lavorativo, i disabili, non autosufficienti, i genitori anziani, i nipotini. Quindi tutto questo, come dire, è un modo per costruire una comunità che, come dire, va avanti, ma non sempre con il fiato e con l'acqua alla gola. Quindi aumentare la qualità della vita delle nostre famiglie significa però dare alle donne un orizzonte e una prospettiva, diciamo, più serena. Ecco, questo è un messaggio importante, un messaggio che noi daremo anche in campagna elettorale, perché le donne venete sono, diciamo, quelle donne che tengono veramente in piedi, sono la colonna
dorsale e la spina dorsale della nostra società. Quindi grazie della vostra partecipazione. Bene, io concludo ringraziando Nino Salmaso per essere venuto qua da noi. Avete visto che è stato un giornalista pungente, ha posto le questioni senza nessun filtro ad Alessandra. Chiudo dicendo questo: mi piacerebbe che dal 2015 al 2020 il Veneto fosse governato da una donna.